Nelle giornate più calde noi ragazze tendiamo ad allenarci in top sportivo, perché sennò col caldo veramente non ce la facciamo. E appena ci togliamo la maglietta, gli uomini dei mototoppi o delle barche a passeggio, dai 35 anni in su, appena vedono che sei in top sportivo, iniziano a puntarti, a fissarti. C'è chi ti passa di fianco e fischia, c'è chi ti passa di fianco e ti saluta come se fossi una sua conoscente. Questo è principalmente quello che succede. Perché quando invece sei in maglietta, non è così. Stanca di questi episodi sempre più frequenti a ogni allenamento, Rebecca, diciottenne della Canottieri Mestre, si fa portavoce di molte giovani regatanti della storica, che come lei sono ormai nauseate di dover sopportare una situazione sgradevole che va avanti da troppo tempo. Capita una volta, te la metti via. Capita più volte e inizia ad essere fastidioso perché tu sei là in allenamento e questi ti vedono un po' come un oggetto, come un desiderio, che è una cosa alquanto brutta. E una domanda che mi pongo sempre è se ci fosse vostra figlia, vostra nipote, la vostra fidanzata, vi comportereste comunque così? Io guardo anche alle più piccole, perché ci sono ragazze di 10, 12, 7 anni che vanno a vogare. Vabbè, quelle di 7 dici ci sono i genitori e gli allenatori, difficile capitano cose del genere. Ma quelle di 13-15 anni che magari sono con più equipaggi fuori e ogni tanto vengono lasciate sole, perché può capitare come capita a noi, e ti passa in quel momento una barca di fianco, sentirsi qualcuno che ti fischia o che ti fa i commenti, anche no. A esprimere solidarietà il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, che si è detto sconcertato dai loro racconti e al loro fianco in questa battaglia. Vicina anche Gloria Rogliani, che della Voga al femminile ha fatto la sua missione e che ha consigliato di denunciare filmando e prendendo nota della targa. Ma non è semplice, spiega Rebecca, è la cultura che deve cambiare. Sì, è giusto, però non posso neanche ogni allenamento perdere la sezione di lavoro perché devo stare qua a filmare due uomini che non hanno un minimo di rispetto per le persone che gli stanno attorno. Poi si dici denuncio e poi ti arrivano sempre le solite frasi, ma cosa mai avranno fatto? Solo per dei commenti, ti hanno messo soltanto un attimo di sorriso, magari non c'era cattiveria di qua, di là. La soluzione dunque quale sarebbe? Bisognerebbe che ci fossero più controlli. Appena ti vedo ti scatta una multa. La prima, la seconda, poi la terza si spera che queste persone imparino.